Eccoci all'Ercara Friddi per intervistare la Fair Play nonostante questo tempo, la squadra di calcio femminile di l'Ercara Friddi. Noi ci copriamo e andiamo a guardare la partita. Siamo con Nino Di Chiara, il mister della squadra femminile Fair Play. Allora mister, questa stagione come è stata? Siete riusciti ad arrivare fino alla fine? Anche l'anno scorso chi mi ha preceduto hanno fatto anche un ottimo risultato, sono arrivati pure in finale, perché ora dopo questa partita noi andremo a disputare l'ultima finalina. Siamo i primi in questo momento, cerchiamo di oggi mantenere lo stesso risultato e andare avanti ancora così nel proseguo della stagione e il prossimo anno, mi auguro. Con le ragazze come funziona? Nello stesso modo? Delle differenze ci sono, soprattutto caratterialmente. Gestire delle ragazze è ben diverso da gestire i maschietti. Noi ci lasciamo molto intimidire, loro no. Stiamo disputando un torneo dove si classificano il primo e i secondi arrivati, poi vanno a disputare la finale, preferibilmente sarà a Castronovo di Sicilia, a campo neutro. Davide Granata, allenatore dei portieri. Siete insomma arrivati a fine stagione con questi ottimi risultati? Allora, c'è stato innanzitutto il gruppo compatto, un gruppo bellissimo sia dentro e fuori il campo, e anche questo ci ha dato sì che i ragazzi hanno portato le vittorie dentro il campo. Le ragazze durante la stagione come si comportano? Come sono negli spogliatoi? Un comportamento inconfutabile, come dico, dentro e fuori il campo. Ragazze splendide, comportalmente anche all'interno del campo di calcio, non ci possiamo lamentare di nessuna cosa. Il dirigente Salvatore Alfonso, anche lui ha partecipato attivamente quest'anno. In che modo? Cosa fa un dirigente nella squadra? Cosa fa? Cerca di mantenere il gruppo compatto con le ragazze hanno un bel gruppo. Capitano? Tiziana Miceli. Capocannoniere? Antonella Loforte. E portiere? Martina Ribaudo. Allora ragazze, un anno veramente faticoso per arrivare a questo risultato. Sì, direi abbastanza faticoso rispetto anche allo scorso anno, anche perché abbiamo affrontato anche altre squadre più forti, tra virgolette, però abbiamo fatto degli allenamenti duri, ma tutto sommato siamo arrivati fin qui. Adesso vediamo come andrà a finire. Ci sono delle partite in cui dite assolutamente non ce la faremo e poi effettivamente arriva la vittoria? No, quello che ci caratterizza è la nostra determinazione, noi ci impegniamo sempre tanto e di solito il risultato arriva, quindi speriamo anche questa sera. Quindi le ragazze molto positive. Allora, come si riesce a far gruppo tra ragazze? Certo, soprattutto questo che abbiamo noi. La squadra deve essere unita per poter giocare bene? Certo, noi siamo una grande famiglia. Il prossimo anno ci sarà l'esperienza della C1. Speriamo bene, sarà un'esperienza nuova che ci aiuterà anche a migliorare. Come la vedete in squadra? Ce la farete? Riuscirete a sostenere le partite appunto con squadre di livello superiore? Speriamo bene. Bisognerà allenarsi più duramente. Sì, questo sì. Quanti anni ha la più piccola del gruppo? 14 anni. E com'è giocare con queste ragazze più grandi di te? No, mi trovo bene, comunque siamo un gruppo affiatato, uno con l'altra siamo legati. Arriva il secondo portiere della Fair Play, Noemi. Allora Noemi, tu in campo come sei? Io oggi sono molto fiduciosa, mi sento carica, spero di dare il massimo, di dare il meglio e di ottenere il risultato, anche perché ci crediamo tanto, io personalmente e la nostra squadra tutta insieme. Gli sfidanti di oggi come pensi che siano? Gli sfidanti di oggi sono molto forti, infatti sarà sicuramente una partita combattuta, però noi confidiamo nella nostra forza, nella nostra coesione come squadra e speriamo di vincere. La chiamano la Cannavaro del gruppo, come mai? Così mi dicono, non lo so. Cosa combini in campo? Ma mi hanno detto che gioca abbastanza bene, sinceramente io ce la metto tutta. Almeno ci provo, mi hanno dato questo nome e sono onorata più che altro. Devi portare avanti questo nome adesso. Ci proviamo, facciamo sempre di meglio, quello che possiamo fare. Arriva la C1. Sì, è una nuova esperienza, noi ce la metteremo tutta per dare di più e allargare quello che è stato questa cosa che è nata da una cosa piccola, diciamo dall'HF5, faremo qualche cosa di più grande e siamo contenti di fare questa nuova esperienza, aspettiamo che arrivi il prossimo anno per iniziare comunque.
la più piccola del gruppo. Ciao, come ti chiami? Carla, Allora Carla, tu quanti anni hai? 12. 12 anni per la ASD Santo Stefano. Sì. Da quanto tempo giochi tu? 3 anni. Mi copro che piove. Da 3 anni? Come da 3 anni? Come sei in squadra? Come si comportano con te le ragazze? Bene, Ok, allora buona partita, anche sotto la pioggia. grazie.